Tragico schianto ieri sera a Noale, a perdere la vita una perpetua 86enne del posto. L'incidente davanti a casa è proprio sotto gli occhi del figlio che seguiva l'auto dell'anziana sino all'abitazione. Sanfior sconvolta per la morte di Massimo Pizzoli, il 18enne che ha perso la vita in uno schianto. Il monito della polizia stradale: usate le cinture di sicurezza. Shock a Vittorio Veneto, arrestato il 47enne indagato per i maltrattamenti alla compagna Elda Tandura dopo un mese di agonia. L'accusa è diventata omicidio preterintenzionale. Atti incendiari contro esponenti del Partito Democratico di Monselice. Identificato il presunto piromane, si tratterebbe di un 43enne del posto. Venezia, meta da evitare dopo le polemiche per gli scontrini gonfiati e quelli non fiscali. Altra tegola sulla città. La CNN inserisce Venezia tra le 12 destinazioni da evitare nel 2018. La situazione delle piscine in Veneto è insostenibile, ce ne sono troppe, 1 su 3 a rischio chiusura, questo l'allarme lanciato a Preganziol da associazioni sportive e gestori. La polemica contro il maxi faro di luce di Marghera si allarga ben oltre i confini del veneziano. Inquina il cielo del Veneto, insorgono gli astrofili trevigiani, presentati 2 esposti e raccolte oltre 6.000 firme. Buongiorno e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, la nostra prima edizione. Cominciamo dunque, come avete sentito, da un nuovo gravissimo incidente stradale. Successo ieri sera, a perdere la vita una 86enne del posto, nella zona di Mira. Ci aggiorna in diretta da Venezia Tommaso Stoppa. Tommaso. Sì, buongiorno a tutti da Noale, dove proseguono gli accertamenti dei carabinieri sul tragico incidente avvenuto verso le 19:30 di ieri sera sulla Noalese. A perdere la vita Assunta Masiero, 86enne, che al momento dei fatti si trovava al volante della sua Fiat 500 rossa. Era la perpetua del parroco di Briana di Noale. Mentre il conducente dell'altro veicolo, in questo scontro che è stato quasi frontale, è rimasto sostanzialmente illeso, ma comprensibilmente molto scioccato. Secondo quanto ricostruito finora, la signora stava uscendo dal passo carraio della sua abitazione, che dava appunto sulla Noalese, non si è accorta di questa Passat che stava arrivando proprio in quel momento. L'impatto è stato inevitabile e violentissimo, la signora è stata scraventata all'esterno del veicolo, che poi, avendo continuato la sua corsa, è finito per schiacciarla. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno fatto di tutto per liberare il più velocemente possibile l'anziana dai rottami, ma purtroppo nel momento in cui l'hanno tirata fuori era già deceduta. Altre informazioni più precise su quanto avvenuto nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Tommaso Stoppa, quindi a partire dalle 19 con il telegiornale di Venezia. Dal Noalese, dove si è registrato l'ultimo schianto mortale, al Trevigiano e alla morte del 18enne Massimo Pizzol, che non indossava cinture di sicurezza, e così arriva l'appello della polizia stradale. Un'altra giovane vita spezzata, un'altra tragedia che forse si sarebbe potuta evitare se Massimo avesse indossato le cinture di sicurezza, come Federica Brollo, la 20enne di Caerano, morta lo scorso dicembre nell'auto del fidanzato uscita di strada, anch'ella molto probabilmente senza cinture. È un appello a tutti i giovani, quello che viene lanciato all'indomani dell'ennesimo incidente mortale dal comandante della polizia stradale di Treviso. Le cinture possono salvare la vita, e la conferma viene dai dati della stradale sugli incidenti che si sono verificati nella Marca nel corso del 2017. Oltre la metà degli incidenti, delle persone coinvolte in incidenti mortali a Treviso, non avevano la cintura di sicurezza. Quello che non abbiamo detto è che in tutti gli incidenti conferiti di tutto l'anno 2017, che sono stati per noi oltre 650, solo in 45 casi abbiamo contestato la mancanza di cintura. Quindi neanche l'8% dei casi di incidente conferiti le persone erano senza cintura. Quindi è evidente che la presenza della cintura
genera un incidente con feriti. L'assenza della cintura nella maggior parte dei casi genera un incidente con morti. Dati che drammaticamente confermano quanto sia importante fare quel gesto semplice, oltre che obbligatorio, di allacciare la cintura quando si sale in auto. Vale per i giovani, vale per tutti, e forse solo quando accadono drammi come questi ce ne si rende conto. La matematica non perdona, con la cintura ci si può salvare, senza cintura si rischia grandemente di morire e poi si muore realmente. Arrestato il 47enne che era indagato per i maltrattamenti alla compagna, Elda Tandura, morta a Vittorio Veneto dopo un mese di agonia in ospedale. E così l'accusa diventa ora omicidio preterintenzionale. Omicidio preterintenzionale, è con questa accusa che oggi i carabinieri hanno arrestato il 47enne Luca Furlan, il compagno di Elda Tandura, morta il 24 ottobre scorso all'ospedale dopo un mese di agonia. Una svolta nell'inchiesta del dramma di Vittorio Veneto, l'ipotesi di reato modificata dalla procura dopo l'esito dell'autopsia che ha accertato come il trauma cranico che ha ucciso la 66enne sia stato provocato da una violenta spinta. E secondo il PM a spingere la donna sarebbe stato proprio il compagno al culmine di una delle frequenti e burrascose liti che i due avevano. Subito dopo la morte della donna, Furlan era stato indagato con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte, ma gli accertamenti del medico legale hanno portato la procura ad aggravare l'accusa nei confronti del 47enne e a chiedere al GIP la misura cautelare dell'arresto. Era una delle possibilità a disposizione della procura quella di chiedere che venisse messa un'ordinanza di custodia cautelare. Visto che è intervenuta dopo che sono stati svolti gli accertamenti tardivi di contenuto negativo, non mi aspettavo sinceramente che a fronte di questo venisse poi richiesta l'emissione di una misura, perché né l'autopsia e né gli accertamenti dei RIS presso l'appartamento della signora hanno portato riscontro all'ipotesi accusatoria. Un'inchiesta difficile quella sulla morte dell'ex insegnante, caratterizzata dai tempi lunghi. Dalla notte del 28 settembre, quando la 66enne era finita in ospedale con un trauma cranico e aveva subito 2 interventi neurochirurgici, fino alla sua morte, il 24 ottobre, il fascicolo è rimasto fermo. E gli accertamenti sono iniziati solo quando l'inchiesta è stata affidata al sostituto procuratore Maria Giovanna De Donà, che subito ha iscritto sul registro degli indagati Furlan e lo ha interrogato. Qualcosa di più gli inquirenti avrebbero potuto fare nell'immediatezza del fatto. Questo perché forse nell'immediatezza del fatto si sarebbero potuti anche raccogliere degli elementi che potevano servire a chiarire quanto effettivamente è avvenuto, e quindi noi la contestiamo e penso di poter anticipare che è un'ordinanza che impugneremo. Un rapporto violento secondo le testimonianze di vicini di casa, ma Furlan, pur in carcere, si dice fiducioso di poter dimostrare di non aver causato la morte della donna. Convinto di poter dimostrare che comunque il colpo che ha comportato purtroppo la morte poi della signora Tandura non è stato inferto da lui. Attentato incendiario contro un'agenzia immobiliare in pieno centro a San Zenone. Adesso ci sono le indagini aperte. Muri anneriti, vetrina scheggiata, per terra ancora le tracce delle operazioni di spegnimento del fuoco, nell'aria l'odore acre di un acceleratore servito a farlo divampare, una moto, 2 individui e la fuga, gli ingredienti base di un attentato, di quelli letti sulle pagine di un noir che racconta la malavita di alcune grandi città. Invece siamo a San Zenone degli Ezzelini e nella centralissima via Roma, obiettivo dell'attentato incendiario l'immobiliare PM. Mi ha chiamato il marito che ero a letto e ieri sera ho sentito le sirene. Davanti al negozio le sirene, le luci, i pompieri e un residente, il primo ad intervenire dopo aver sentito lo scoppio fragoroso e viste le fiamme. È venuto l'altro signore che abita sempre là e con l'estintore l'ha spento e dopo sono arrivati i pompieri, però era già a posto, insomma. 2 giovanotti in moto che sono venuti qua e poi sono scappati. Siamo a Napoli, avevano sparso tutto di petrolio per terra, puzzava. Pensa a un atto intimidatorio? Non so cosa dirle proprio. E il giorno dopo il blitz incendiario, in paese non si parla d'altro. Stupiti perché è una cosa che qui nelle vostre zone non siamo abituati, diciamo, a vedere, ecco. Stupiti e anche un po' preoccupati? E preoccupati. Ad indagare e cercare chi possa aver firmato l'attentato sono ora i carabinieri.
E ancora di fuoco parliamo, ma di atti incendiari a danno di esponenti del Partito Democratico di Monselice. Identificato il presunto piromane, si tratterebbe di un 43enne del posto. I carabinieri ritengono di aver individuato il responsabile di una serie di incendi dolosi avvenuti nelle ultime settimane ai danni di esponenti del Partito Democratico di Monselice. Si tratta di un 43enne del posto. Il materiale trovato nel corso di una perquisizione coincide, secondo la versione dei carabinieri, con quello dell'autore dei delitti. Dalla perquisizione è spuntata anche una tanica di plastica con diversi litri di benzina, della quale l'uomo non sarebbe riuscito a giustificare il possesso. L'attività di indagine è ancora in corso ed è finalizzata ad individuare il movente. E poi torniamo allo scandalo per le presunte bustarelle in corsia in ospedale a Padova. Oggi si riunisce il comitato dei garanti che si pronuncerà sul professor Litta. Domani in azienda ospedaliera arriveranno invece gli ispettori della regione. Sono ore decisive per il professor Pietro Litta, il ginecologo dell'azienda ospedaliera, travolto dallo scandalo dopo un servizio giornalistico in cui veniva ripreso da una telecamera nascosta mentre chiedeva soldi per anticipare i tempi di un intervento chirurgico. Il comitato dei garanti, che sta discutendo la posizione del luminare, responsabile del centro di endoscopia e ginecologia, si è riservato altre 24 ore di tempo e oggi è atteso il verdetto. Il professor Litta rimane sospeso dall'attività professionale in regime di intramenia allargata e dall'attività che svolgeva nella clinica privata di Città Giardino. La sospensione però potrebbe estendersi a tutta l'attività medica all'interno dell'azienda ospedaliera, rimanendo confinata solo alla ricerca e alla didattica per l'università. Domani intanto è prevista la visita degli ispettori inviati dalla regione, che in azienda ospedaliera analizzeranno per conto dell'azienda Azera le convenzioni in atto, i rapporti tra medicina pubblica e privata, la documentazione relativa alle prestazioni rese in regime di intramenia e di intramenia allargata. Sono ore di passione queste per le autostrade della nostra regione. Cominciamo con Chiara Gaiani dalla A13, dove c'è stato un incidente in mattinata. Tamponamento in mattinata sull'autostrada A13, fortunatamente senza gravi conseguenze. Erano passate da poco le 9 quando tre caselli di Monselice e Terme Oganee si sono scontrati in serie 4 automobili e un mezzo pesante che viaggiavano in direzione di Padova. Ferite in modo per fortuna leggero 2 persone. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e Sanitari del SOEM 118. Forti rallentamenti in autostrada per permettere i soccorsi ai mezzi coinvolti. La situazione è tornata alla normalità a metà mattina. E poi la A4, un intervento di risanamento dell'asfalto sull'autostrada 4 all'altezza dei lavori in corso per la costruzione della terza corsia fra San Giorgio e la Tisana, previsto per la notte scorsa, si è rivelato più impegnativo del previsto e i lavori che dovevano ripianare una parte di tratto autostradale dunque hanno impiegato più tempo. Ieri pomeriggio era stata chiusa la corsia di marcia fra San Giorgio e la Tisana e successivamente, per completare l'intervento, dalle 2 della notte scorsa alle 7 di oggi è stato chiuso tutto il tratto in direzione Venezia. Inevitabili le code di mezzi pesanti che a partire dalle 6 di oggi hanno interessato la 4, 11 km di code a tratti da Villesse a San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia e 1 chilometro circa da Udine Sud in prossimità del nodo di Palmanova. Facciamo un passo indietro invece, torniamo a rivedere quel che è accaduto a Ring ieri sera. Ve lo ricordo, tutti i lunedì in onda alle 21:15 su Antena 3, clima acceso da campagna elettorale, il confronto sui temi e le proposte in vista del 4 marzo e soprattutto le promesse ai veneti. Quello che è contenuto nel vostro programma è un qualcosa che ha coperture fittizie, illusorie, che fa riferimento a recuperare una marea di miliardi di euro senza indicare le voci. Anni di Berlusconi per fare queste cose e non le avete mai Berlusconi fatte. ha dimostrato di avere capacità di governo 94, e non 96, è Berlusconi, 2001, è 2006, una 2008, coalizione 2011 e non si avete sono fatto fatte mai delle queste cose. si permette, sono Potevate state farlo. fatte, Per sono cui mi state sento fatte come delle tutti riforme come preso quella in giro. E oggi il tasso di occupazione è al 58,1%, abbiamo guadagnato, dati Istat, 1.029.000 posti di lavoro, quindi più di 1 milione di posti di lavoro, di questi il 58% a tempo indeterminato. Io do numeri, fatti, perché altrimenti se la politica fatta di slogan, di promesse, di
urla a me non mi appartiene. Io sono sempre stato abituato a essere giudicato dai miei concittadini nel mio comune sui fatti. Allora, sul tema del lavoro, le nostre manovre hanno prodotto un'inversione di tendenza e siamo ritornati a un livello di occupazione che era quello prima siamo arrivati ai livelli degli anni 70, fra l'altro, ma era quello sicuramente prima della data crisi. Sapete poi della polemica che ha fatto ormai il giro del mondo per i 1.143 euro spesi per un pasto, bistecca e frittura di pesce. Dopo l'inchiesta adesso aperta dalla Guardia di Finanza, interviene la CNN, torna a parlare anche un organo di informazione internazionale della città e dice di evitarla come meta. Ci colleghiamo in diretta con Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Venezia, la polemica sugli scontrini folli sta facendo davvero il giro del mondo. La città è stata inserita addirittura nella lista redatta da CNN dei 12 luoghi che i viaggiatori potrebbero voler evitare nel 2018. Il motivo è sempre lo stesso per tutte le destinazioni elencate, ovvero l'invasione dei turisti e dunque le conseguenze che questa ha per l'habitat e la popolazione locale, tanto da mettere a rischio la sopravvivenza delle stesse città. Stanchi di turisti con selfie stick sul ponte di Rialto e di navi da crociera che vanno avanti e indietro sul canale della Giudecca, si legge. I veneziani nel 2017 sono scesi in strada per sfogare la propria frustrazione e la spiegazione continua. La popolazione è scesa a 55.000 unità come conseguenza del turismo di massa che vede circa 30 milioni di presenze all'anno. Di fatto manca un piano che impedisca alle crociere di navigare in bacino San Marco, si legge, se non obbligarle a percorrere una nuova e più lunga via nella laguna, una situazione di turismo insostenibile che è simile, sempre secondo CNN, alle Cinque Terre in Liguria o comunque ad altre zone che riguardano Barcellona, Scozia oppure Santorini in Grecia. E c'è anche qualche consiglio per chi non intende rinunciare ad una visita a Venezia. Se proprio dovete andarci, dicono, mettete via le aste da selfie ed esplorate i canali meno frequentati. Provate a mangiare nei ristoranti locali anziché in quelli affollati di turisti. Ecco, dunque questo è un consiglio che insomma non è necessario dia CNN, ma insomma è anche abbastanza scontato. Per il momento da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Poveri americani che in una città come Venezia se la scordano. E allora comunque la polemica va avanti, il sindaco annuncia di voler fare giustizia, i cittadini però si dicono ormai rassegnati. Due denunce diverse alla Guardia di Finanza di Bologna per lo scontrino di 1.100 euro che venerdì scorso si sono visti recapitare al tavolo 4 studenti universitari giapponesi dopo aver mangiato 4 bistecche, frittura di pesce, acqua e coperto in un locale a pochi passi da Piazza San Marco. Alle Fiamme Gialle infatti sarebbe stata presentata una segnalazione ufficiale anche per la disavventura di 3 donne che facevano parte di una comitiva. Si sarebbero viste chiedere 350 euro per 3 pasta asciutte a base di pesce in un altro ristorante del centro storico. Alla notizia rassegnati i cittadini. Bisogna riuscire a avere più chiarezza, a fare più controlli innanzitutto e avere dei listini ben esposti, sia una regolamentazione che faccia una regola precisa su questa cosa. Mangiare per quei prezzi è impossibile, infatti il brutto è che tutto sommato a Venezia si mangia anche a prezzi modici, soltanto che quelle cose non vengono mai dette e vengono fuori solo in esclusiva queste cose che poi erano anche di cinesi proprietari, non siamo neanche di noi. Si fa fatica a farsi rilasciare gli scontrini, specialmente nei bar. Ah, sì? Bisogna sempre, dai mercati al bar, a tutto, bisogna sempre chiedere lo scontrino perché non te lo danno mai. Venezia è cara, ci sono anche 2 prezzi, uno per i veneziani e uno per i non veneziani, è abbastanza nota la cosa, e quindi accade sempre così e dopodiché mi spiace. Ma bisognerebbe regolamentarle? Impossibile. Intanto il sindaco Brugnaro ha detto tramite un tweet di voler andare in fondo alla questione. Siamo per la giustizia, si legge. Una volta che le carte saranno nelle mani del comandante della Polizia Municipale Agostini, scatteranno gli accertamenti. Anche Ascom è intervenuta proponendo di creare un marchio legato al codice etico con il patrocinio del comune. L'operatore che dovesse aderire sarà riconoscibile, dando così maggiori garanzie con l'esposizione di una vetrofania. Ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo in diretta per parlare di profughi e Cora, ci sono novità, tra poco.
Prima edizione, torniamo in diretta su Antenna 3, dunque situazione sempre più tesa a Cona, c'è l'appello adesso del sindaco perché il governo vuole trasformare l'ex base militare in un hub provvisorio, da provvisorio a stabile, così ha indetto un'assemblea per venerdì. Il governo ha chiesto il parere del nostro comune sulla posa in opera di prefabbricati all'interno dell'ex base di Conetta, da destinare ad alloggio per i richiedenti asilo. Così sul volantino distribuito dal sindaco di Cona, Alberto Panfiglio, che ha chiamato a raccolta i cittadini in un'assemblea il prossimo venerdì sera. Sul tavolo, ancora una volta, i progetti del governo per l'ex base di Conetta, destinata a diventare un centro di raccolta per migranti stabile e non più provvisorio. All'orizzonte infatti la posa in opera dei fabbricati che andrebbero a sostituire le tensostrutture attuali, una sorta di azione di forza dell'esecutivo per scavalcare i pareri negativi espressi dagli enti locali, ma così, è il timore degli abitanti, l'ex base militare non sarà mai chiusa. Le segreterie regionali del Veneto dei sindacati di FILT, FIT, WILT, UGL, FAST e ORSA hanno proclamato uno sciopero del personale mobile della divisione passeggeri regionale di Trenitalia dalle 21 di sabato 27 alle 21 di domenica 28 gennaio, lo ha reso noto Trenitalia. La situazione delle piscine in Veneto è insostenibile, ce ne sono troppe e questo è l'allarme che è stato lanciato dalle associazioni sportive e dai gestori. Qualcosa di assurdo! Successi e medaglie possono trarre in inganno. Dietro gli ori di Federica Pellegrini su tutti e i numeri positivi in termini di praticanti, anche il mondo del nuoto ha i suoi grattacapi. Più che la disciplina in sé, le ombre provengono dai luoghi dove si svolge, le piscine. E non per carenza, ma per sovrabbondanza. A Preganziol, associazioni sportive e gestori degli impianti a convegno per denunciare il problema. In sostanza, dicono, le piscine sono troppe. 100 in Veneto quelle iscritte alla Federazione Italiana Nuoto, di fatto molte di più contando tutti gli impianti. In media una piscina ogni 10.000 abitanti. Nella zona di Treviso, ad esempio, si contano 23 strutture su un bacino di meno di 200.000 abitanti. Un'offerta ricca non può che essere un vantaggio, si direbbe, e invece no, ed il motivo è principalmente economico. Le tariffe delle piscine sono rimaste bloccate in questi 10 anni, mentre i costi di gestione sono progressivamente aumentati. Il fenomeno più evidente degli ultimi anni è l'incremento del costo dell'acqua. In alcuni casi i costi di gestione sono aumentati di ben 5 volte negli ultimi 10 anni, mentre si sono quasi azzerati i contributi pubblici, anche se, ricordano i gestori, gli impianti sono quasi sempre di proprietà dei comuni. Col risultato che le manutenzioni straordinarie vengono posticipate e per un impianto su 3 il rischio chiusura non è così lontano. La soluzione è riaprire i rubinetti dei contributi da un lato e razionalizzare gli impianti esistenti dall'altro, evitando infine di costruire nuove piscine. Si parla di promuovere lo sport per consolidare stili di vita sani, ma se gli impianti sportivi sono in grado di sostenersi sempre meno e rischiano di comprimere la loro attività e si chiede che sia sempre il mondo dello sport a sostenere la promozione sportiva, le società sportive non hanno risorse per continuare a finanziare tutto. Bravata di alcuni giovani, sentite questa adesso, anzi la possiamo anche vedere, alcuni giovani che pare per una sorta di scommessa, nata in un bar di Conegliano Veneto, sabato notte hanno sfilato, è un ragazzo a farlo in particolar modo, un grosso rotolone di carta sulla grandinata degli alpini, poi in mezzo alla strada, quindi prima la grandinata degli alpini, poi via Vittorio Emanuele, quindi lungo tutto viale Carducci. Il video che stiamo vedendo ha fatto il giro dei social tra commenti e ironie, ma è costato l'intervento di una pattuglia di polizia allertata dagli automobilisti che, come vedete, sono costretti a fare una sorta di gincana. Il giovane infatti si è impegnato durante lo srotolamento in un pericoloso slalom tra le auto che continuavano a passare, tutto sarebbe nato dal quesito sulla lunghezza del rotolo di carta, poteva arrivare o no sino alla stazione. Prima di sapere l'esito però è spuntata una pattuglia che ha costretto i giovani a rimuovere la carta dall'asfalto. Poi la polemica che riguarda Venezia, ma non solo, abbiamo scoperto, quella del fascio di luce enorme puntato sul cielo e voluto dal sindaco Brugnaro. Non solo Marghera, ma la polemica adesso si allarga anche al Trevigiano, inquina il cielo del Veneto, così insorgono gli astrofili trevigiani.
Senza dubbio spettacolare il fascio di luce Ramses II installato dal Comune di Venezia per il centenario di Porto Marghera non manca di suscitare le polemiche ben al di là dei confini veneziani. Con i suoi 12.000 metri d'altezza l'enorme faro sta suscitando la rivolta, oltre che dei mestrini, anche degli astrofili della Marca. Nel vittoriese Silvano Tocchet, presidente della locale associazione astrofili, ha avviato una petizione che in pochi giorni ha già raccolto 6.000 sottoscrizioni. Al di là dell'inquinamento luminoso, che comunque è un fatto grave, dice Tocchet, quel faro è assolutamente fuori legge, visto che è stato installato in violazione della legge veneta 17 del 2009, che vieta appunto installazioni luminose di questo tipo che non rispettino l'oscurità della notte. Ancor più pesante è la posizione dell'associazione Veneto Stellato, che ha inviato 2 esposti, uno alla Procura di Venezia, l'altro alla Corte dei Conti. Del resto le foto, senza ombra di dubbio spettacolari, scattate dal Grappa come dal Monte Tomba, come dal Lido di Venezia, in serate limpide, lasciano pochi dubbi sull'impatto del faro nel panorama notturno della pianura veneta. Rinascita e celebrazione, tempo e piaceri della vita. Saranno queste le suggestioni del Ballo del Doge 2018 che avrà luogo sabato 10 febbraio a Palazzo Pisani Moretta nell'ambito del Carnevale di Venezia. Rebirth e Celebration è il titolo della 25esima edizione che si svelerà attraverso i 3 piani dello storico palazzo che affaccia sul Canal Grande. Al piano terra Rebirth, appunto la rinascita in sintonia con il respiro di madre natura. Al primo piano il tempo fuggevole, l'unico grande lusso della vita. Al secondo piano il piacere come motore universale supremo godimento di ogni istante. Il Ballo del Doge rientra tra i 10 eventi mondani più ambiti e fra le 100 esperienze da fare almeno una volta nella vita. È definito coralmente dalla critica il ballo più sontuoso, raffinato ed esclusivo al mondo. Tra l'altro ci sarà una rivisitazione contemporanea dei sontuosi banchetti del Settecento. A proposito di Carnevale parleremo anche a 20:10 in una puntata che andrà in onda venerdì sera. E tra poco c'è ore 13, si parlerà di scuola, il rischio sapete per 50.000 insegnanti di non poter più praticare la propria professione, laurea o diploma, il dibattito di questi giorni. Ci sarà in studio Elena Donazan, assessore all'istruzione della Regione Veneto, il senatore Franco Conte e per il CGIL Scuola Marco Moretti. Questa sera 20:10 invece il capogruppo del Partito Democratico alla Camera, Ettore Rosato. È tutto, ci rivediamo a partire dalle 18:30, adesso le previsioni meteo. Buona giornata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Alta pressione sull'Italia e tempo dunque asciutto e stabile sulle nostre regioni, tuttavia con frequenti riduzioni della visibilità. Nel dettaglio sul Veneto locali foschie, nebbie e nubi basse sulle pianure meridionali, ma in rapido dissolvimento col passare delle ore. Ampio soleggiamento sui restanti settori con cielo poco nuvoloso. Vediamo ora le temperature, le massime saranno comprese tra 7 e 9 gradi, valori minimi oscillanti tra -2 e 2 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Sarà una bellissima giornata caratterizzata dal sole, il cielo si presenterà sereno o solo con isolati ma innocui addensamenti. Non sono previste precipitazioni. Le temperature massime saranno comprese tra 9 e 11 gradi, valori minimi tra 1 e 3 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. L'alta pressione garantisce una splendida giornata all'insegna del sole sulla nostra regione. Il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, possibili isolate e deboli nevicate sui confini alpini. Le temperature massime si attesteranno sui 12 gradi, valori minimi tra -1 e 3 gradi circa. Il mare sarà generalmente quasi calmo, i venti deboli settentrionali sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci! Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.